Spumante Italia 2021, siamo a Garda, siamo su una meravigliosa terrazza vista lago e siamo pronti a iniziare un nuovo incontro con un'azienda molto interessante che non arriva da vicino perché arriva dalla campagna, arriva da un territorio meraviglioso, siamo nel Sannio e l'azienda si chiama La Guardiense. Incontriamo Domizio Pigna che è il presidente della cantina ed è qua per raccontarci tutto sulla falanghina spumantizzata. Ma provo a raccontare qualcosa della falanghina spumantizzata. Certamente. Partiamo da cose Allora, semplici. sì, la falanghina è certamente un vitigno che si presta a vari tipi di lavorazione, tra questi certamente viene fuori quella spumantizzata che dà degli ottimi prodotti perché praticamente sono recepiti molto bene dal mercato. Okay. Ma anche da un punto di vista organolettico la falanghina è adatta con un'acidità Certamente spiccata? sì, certamente sì, la falanghina ha proprio questa caratteristica, un'acidità fissa elevata e praticamente si presta molto bene alla spumantizzazione perché raccolta, diciamo, al momento giusto permette di dare degli spumanti eccezionali, ma degli spumanti sia, diciamo, metodo italiano, un metodo corto, sia lungo, ma soprattutto abbiamo visto che il metodo classico più sta più anni e più migliora, tant'è che teniamo i Magnum che hanno 96 mesi sui lieviti e sono eccezionali. Okay. Quindi falanghina, metodo classico e metodo italiano, e qua abbiamo in particolare due esempi. Abbiamo il metodo italiano che è il Quid, sì, giusto? Quindi falanghina brut, quindi con un basso residuo zuccherino, quindi adatta a che cosa? Come lo abbiniamo? Ma la possiamo abbinare come aperitivo, la possiamo abbinare anche agli inizi di un pasto, insomma, con qualcosa di mare. Okay. E si presta molto bene, i giovani la bevono da sola tranquillamente, insomma. Ok, quindi è un metodo italiano veloce, quanti mesi di autoclave fa? Ma questo fa 3-4 mesi di autoclave. Ok, e quindi che caratteristiche ha in bocca? Ma di freschezza, diciamo, di piacevolezza, anche perché praticamente il protocollo di produzione prevede fermentazione e rifermentazione solo con gli zuccheri endogeni. Ok. Quindi è un sistema che ci impegna tanto. Certo, assolutamente. Mentre invece quando vogliamo provare la falanghina a un livello più alto, questo in particolare? C'è il metodo classico che è minimo 48 mesi sui lieviti, che abbiamo anche delle annate che sono 96 mesi sui lieviti e che danno un prodotto completamente diverso ma che tiene molto bene, insomma. Ok, questo in particolare che abbiamo qua è il cinquantenario. Il cinquantenario che ha 48 mesi sui lieviti. 48 mesi sui lieviti? Sì. Ed è il cinquantenario della cantina? Sì, noi l'abbiamo fatto questo in occasione dei 50 anni della cantina, quest'anno ne fa 61 comunque, l'abbiamo lasciato come nome cinquantenario sempre in ricordo di quel 50esimo. Quindi uscirete col centenario tra qualche anno? Tra qualche anno avrò il piacere di stappare la bottiglia di centenario insieme a lei. Assolutamente, sarà da fare. Quindi falanghina in due versioni, aperitivo, inizio pasto, pesce o occasioni conviviali, molto semplice, molto piacevole. Falanghina più elaborata, più strutturata, con una maggior complessità anche aromatica e soprattutto la capacità di invecchiamento. È una bottiglia grande capacità di invecchiamento. Perfetto, quindi è una bottiglia che io posso bere oggi, la può bere anche tra 10 anni. Può durare anche per 10 anni, quindi sì. Sfatiamo anche il mito dello spumante che si beve velocemente, che ha un consumo super rapido, diciamo. Sì. Oltre alla falanghina, tra l'altro la Guardiense spumantizza anche gli altri vitigni autoctoni. Sì, spumantizza un rosé di Aglianico, sempre brut, spumantizza una falanghina dolce e poi spumantizza un moscato che è sempre un Quid con un aroma molto fine. Molto elegante. Molto elegante, sì. Quindi con un vino della Guardiense si può coprire dall'antipasto, dall'aperitivo al dolce. al dolce. Sì, sì.
senza lasciare mai la campagna, senza lasciare mai la spumantizzazione di qualità. Esattamente così. Molto Speriamo che possa crescere questa spumantizzazione della Campania, perché effettivamente merita. Partiamo dopo tanto tempo, ma l'importante è partire. L'importante è partire e soprattutto l'importante è che l'anno prossimo, 2022, assaggeremo nuovi prodotti, perché probabilmente state lavorando a Certamente nuove sì. Invenzioni. Tantissimi Sempre prodotti. assolutamente falanghina, sempre assolutamente... Sì, le dico adesso perché usciremo a breve, usciremo con uno spumante di falanghina da suoli lavici. Da suoli lavici? Perché da noi praticamente ci sono suoli lavici di epoche remotissime, di quando ci sono state praticamente le eruzioni dei Campi Flegrei, non del Vesuvio. Perfetto, io ringrazio Domizio Pigna, è stato un piacere chiacchierare con lui e spero di rivedervi l'anno prossimo a Spumanti Italia 2022. Certamente sì, grazie a te.